Io direi, guarda, qui che c'è il fondo. Forse è meglio lì, però per sfondo. No, non c'è niente, dallo sfondo non esce quando è il sfondo. Ma magari esce nelle foto. No? Allora vada per le foto. Fa cagare comunque. Buonasera, benvenuti a questo appuntamento del Festival di Cultura Cagliari. È un grande piacere avere con Simona Baldei e presentare il suo ultimo romanzo uscito per Severio, Il Pozzo delle Bambole. Ringrazio l'ex Marco che ci ospita e gli enti che sostengono il Festival Encula, cioè l'assessorato alla cultura della Regione Sardegna e la Fondazione di Sardegna, i nostri sponsor che sono Gaxa e Tiscali. Ringrazio la libreria Mielamaro che ha portato i libri di Simona, non solo l'ultimo, e ringrazio l'associazione AIBI che ha collaborato alla realizzazione di questo evento, nella persona qua di Marcella Griva che dialogherà con Simona, e entrambe saranno moderate da Alessandra Bianchi. Quindi lascio a loro la parola e vi auguro buona serata. Grazie, buonasera a tutti e tutte, vi ringrazio appunto per essere qui. Parto col dirvi che questo è un libro straordinario, che vi lascerà non uno ma 1000 segni nel cuore e nell'anima, perché la storia che racconta è talmente profonda che non potrà lasciarvi indifferenti. Ed è anche il modo in cui è raccontata che non potrà lasciarvi indifferenti, e questo è assolutamente tutto merito di Simona Baldei. Il libro racconta la storia di Nina, la troviamo bambina nelle prime pagine all'interno di un orfanotrofio nei primi anni 50 e poi seguiamo il suo percorso di crescita, un percorso sicuramente difficile in cui deve fare i conti con la micro realtà che conosce, che è quella dell'orfanotrofio, e che poi diventerà invece una realtà enorme una volta che sarà fuori dall'orfanotrofio e si troverà di fronte a cose, fatti, persone che non aveva mai visto prima e ai quali non sa come rapportarsi. Tutto questo si innesta poi nella storia di quegli anni, con anche degli eventi particolarmente complessi che Simona Baldei insomma riporta alla luce e fa conoscere anche a noi in Sardegna, perché magari non conosciamo nello specifico le lotte per il lavoro, per il diritto al lavoro di tutte le zone d'Italia, conosciamo abbastanza bene le nostre, quindi anche in questo sicuramente potrete e possiamo sentirci uniti insomma in questa vicenda. Non mi dilungo oltre perché è giusto che sentiate direttamente da Simona e poi anche insomma, da Marcella di cosa parla il libro e come la storia che Simona Baldei racconta si innesta anche nel presente. Simona, orfanotrofio. Perché un orfanotrofio? Orfanotrofio e brefotrofio. Perché? Perché io parto sempre da un tema quando mi siedo per scrivere un romanzo. Io sono prettamente una romanziera. Non lo faccio mai perché ho una storia da raccontare o un personaggio da raccontare. Io ho bisogno di affrontare un tema, c'è un argomento che mi urge con una forza, ma proprio un bisogno fisico di sedermi e parlarne con qualcuno, quindi ne parlo con il lettore. E in questo caso il tema era principalmente quello del senso di esclusione, di espulsione dal centro delle cose. Essere messi sempre ai margini, contare in quanto massa consumante, ma mai dal punto di vista decisionale. Qualunque sia la tua opinione non mi interessa, non farà mai la differenza.
tutti là, espulsi da questa forza centrifuga e con i belli spalmati sulle pareti, sul limite, sulla periferia del mondo. E quindi avevo bisogno di parlare di questa cosa, unita ad una sensazione che provo sempre più forte da qualche anno, che è proprio quella mia dello spaesamento. Non mi sono mai sentita così al di fuori del mio tempo e della realtà che mi circonda come in questi ultimi anni. E quindi pensando a qualcuno che viene escluso, ma non nel senso di abbandonato di qualcuno, no? Cioè, come dire, è una metafora, non è, diciamo, l'abbandonato all'interno di una condizione familiare, no? È la famiglia che non ti vuole, un po', diciamo, tutto il re, la società. Una volta c'era questa figura, la società, che in qualche modo comprende sia quelli che escludono che quelli che vengono esclusi. Comunque, mi sembrava che mettere così questi bambini, questo nostro futuro, questa nostra proiezione di umanità, chiusi là in un posto e non possono fare altrimenti che stare là, chi perché è orfano, chi perché appunto è stato abbandonato, come si diceva una volta, comunque consegnato a qualcun altro che lo cresca, mi sembrava la metafora più giusta. Ecco, tra l'altro nel libro c'è questa differenza tra orfani e trovatelli, e poi vorrei appunto che intervenissi anche tu su questo, Marcella. Intanto ecco, se ci vuoi raccontare qualcosa proprio su questa differenza, su come l'hai ricostruita tu. Allora, in realtà ci ho pensato nel momento perché quello ho detto, li faccio tutti orfani. Poi ho detto, no, però tutti orfani mi appiattisce un po', è abbastanza brutale parlare in questa maniera. Quindi no, facciamo delle differenze. E poi ho cominciato a ragionare, certo, sono diversissimi degli orfani rispetto ai trovatelli, così come poi a loro volta, no, c'è questo gioco degli insiemi e dei sottoinsiemi nel romanzo, no? Io cosa appartengo, da dove vengo, qual è il sottogruppo che mi comprende, cioè ovviamente no, i maschi e le femmine, e ho cominciato a pensare, soprattutto poi tuttora no, da poche decine d'anni non è vero che luoghi di accoglienza di questo genere sono anche in mani, diciamo, laiche. Sicuramente nel momento in cui io racconto la storia, Nina, la protagonista, è nata il 2 dicembre del 46, sicuramente erano tutte istituzioni religiose. E ho pensato a come potessero percepire le istituzioni religiose, le suore soprattutto, dei bambini che erano l'incarnazione del frutto del peccato. Perché l'orfano, poi noi abbiamo sempre, no, un atteggiamento in qualche modo risarcitorio, consolatorio, no? Quindi, l'orfano ci fa sempre, recliniamo la testa, qualsiasi cosa succeda, no? Se qualcuno ci racconta una disgrazia, e la lunghezza dell'O e il grado insomma, la piega della testa è direttamente proporzionale alla disgrazia che ci viene raccontata. Sono gli svergognati che ti hanno abbandonato lì, magari non nato al di fuori del matrimonio o veramente frutto del peccato, perché insomma mi ritrovicio. E quindi sono sicuramente diversi nel trattamento. E in più c'è un'altra cosa che li differenzia, il fatto che un orfano, se basta che abbia 4 o 5 anni, ha una linea di demarcazione, ha una vita prima, che era quella, no, all'interno di un sottoinsieme più piccolo formato da familiari, e un dopo, che è quello invece della vita nel momento in cui entra nell'istituto. E l'idea quindi di renderlo un luogo che accogliesse bambini di diversa estrazione, di diversa condizione, con una storia diversa, eccetera, mi dava veramente la possibilità di raccontare il mondo in proiezione, in futuro. E quindi ho mescolato un po' tutte queste cose che non avevo deciso prima. Ci ho pensato nel momento in cui ho cominciato a ragionare, a vedermeli davanti questi bambini. Non mentre scrivevo, perché di solito quando comincio a scrivere
più o meno me li sono messi assieme tutti i pezzi, mi faccio una scaletta e fare appunto tutto quanto, insomma è difficile che una cosa così importante io la introduca poi in corso d'opera. Però nel momento in cui stavo lì, immaginandomi davanti che si muovevano, correvano, parlavano, sì. E questo pensiero che poi, voglio dire, sul quale mi sono confrontata con persone che purtroppo l'hanno vissuta quella, che sono stati in luoghi di quel genere, e dicevano sì, certo che la differenza c'era, e certo che la differenza era quella. Rispetto a questo punto mi viene da dire che oggi esistono i bambini abbandonati, i bambini figli della restituzione della potestà genitoriale, no? Oggi chi arriva in istituto è perché è stato abbandonato alla nascita oppure perché c'è un giudice che decide, no? Che quei genitori non sono adeguati a prendersi cura di loro. La differenza tra queste due categorie di bambini è proprio quella che dicevi tu, Simone, no? C'è il prima, no? Che è ricordato nei figli della restituzione della potestà genitoriale, ed è un prima che è una storia importante, no? Fatta, no, di abitudini, anche di legami che poi vengono spezzati, certo anche di esperienze traumatiche, ma identità in qualche misura, e poi invece i bambini abbandonati c'è questo buco, no? delle origini che in realtà, no, poi anche questo libro meraviglioso, no? Che io ho letto provando a capire che cosa me ne avrei fatto di questa lettura, no? Perché lavorando nelle adozioni, accompagnando le coppie, no? che si occupano, che non si candidano a adottare un bambino, quindi sostenendo poi tutto questo processo, mi capita spesso anche, no, di utilizzare nella formazione non soltanto la lettura specialistica sul tema, ma anche andare a prendere qualcosa dai romanzi, no, che possono in qualche misura servirci anche a fare formazione alle coppie. E ho trovato delle cose davvero interessanti, no? Come ha aperto il libro, la prima frase, cosa c'era nel buio che faceva tanto spavento, ho detto vabbè, questo mi serve. No, lo leggo, non lo leggo sempre come una crescita personale, va bene così, ma questo libro mi serve, perché in realtà questo concetto di buio, no? che ritorna, no? Con questa mancanza, no? di informazioni su questa storia, è quella che poi i bambini riportano, no? A noi psicologi, ma raccontano nelle famiglie, no? I bambini di solito hanno timore del buio, i bambini che arrivano con l'adozione, più degli altri bambini hanno paura del buio, hanno gli incubi notturni, fanno fatica ad addormentarsi e utilizzano i termini che hai utilizzato tu, buio, poi ci aggiungono ignoto, poi ci aggiungono buco, no? Il mamma, il mio passato è buio, no? Infatti il pozzo anche era quel buco lì, poi di solito mi chiedono, ma il pozzo, pensando, insomma, diciamo che aver nominato poi quel luogo pozzo era stato un modo per richiamare il titolo e tranquillizzare il lettore in qualche modo, ma il pozzo è questo è quel buco lì. Quel buco che poi mi colpisce molto, no? Che poi questa suora immacolata che dice a Nina, vabbè, no, gli altri piangono, ma sono cose che tu non sai, e invece questa bambina lo sa, no? Perché poi l'abbandono è un'esperienza sensoriale, si iscrive nella memoria sensoriale e accompagna, no? E poi definisce anche l'immaginario che Nina avrà di sé nel tempo, come svalutata, esclusa, ultima fondamentalmente. Quindi oggi i bambini portano, no, queste fatiche in modi diversi, non sono più forse trovatelie, no, ci sono stati 2 trovatelli, adesso il Pronac la settimana scorsa sono stati trovati 2 bimbi, insomma in condizioni pesantissime sotto un ponte, però ormai non sono più orfani e trovatelli, sono figli della istituzione genitoriale e bambini abbandonati, insomma. Però il tema dell'abbandono sì, che è un tema cardine per tutti, però si declina in modo diverso, no? Quell'aspetto di storia fa la differenza, quell'aggancio alla storia fa la differenza.
Infatti Nina si definisce senza storia e questa cosa mi pesa tantissimo, proprio la mancanza di un passato, di una memoria tramandata, perché quello lì non c'era e non lo potrà mai avere. Sì, dice, lo ripete, ad un certo punto ha uno scarto rispetto a questa cosa che mi era rimasto dentro, mi era rimasto nelle orecchie da un'amica di Torino che è rimasta orfana, in realtà ad un certo punto a uno dei personaggi metto addosso la sua esperienza di orfana dei genitori e il fratello in un incidente d'auto. Ed ella era molto piccola, ed è l'unica della famiglia che si è salvata, e lei mi dice, io però ho capito che di tutta quella roba terribile che è stata allevata, così dai nonni, è stata mandata in Colombia, e mi diceva, io però ho capito che da quella cosa dovevo cercare se mai c'è un aspetto positivo, di appropriarmene. E lei dice, io sono diventata come sarei potuta diventare. Nessuno ha proiettato su di me, tu dovrai fare quello, dovrai fare quella scuola, ti dovrai sposare, non ti dovrai sposare, devi fare il dottore, devi fare la maestra, devi fare 75 figli, non ne devi... Cioè, nessuno ha proiettato niente su di me. E quella era una enorme, straordinaria libertà, e da quella libertà sono partita, dal fatto che mi dovevo costruire da sola. Ed è una cosa che mi è rimasta dentro, mi ha lavorato dentro per un sacco di anni, e ho detto, ma prima o poi da qualche parte questa cosa la devo mettere. E nel pozzo ho trovato posto, il pozzo è ampio. Assolutamente sì. Nina fa una cosa bellissima, annota le parole di cui non conosce il significato, scoprendolo poi chiaramente nel momento in cui vengono pronunciate, in quaderni, quindi una cosa che comincia a fare appena impara a scrivere e che poi prosegue praticamente per tutta la sua vita. Io l'ho trovata veramente una cosa straordinaria. Ecco, era un modo per rappresentare il potere curativo delle parole. Il potere curativo e in qualche modo anche il peso specifico, il peso politico delle parole. Lo spaesamento di cui parlavo prima mi viene anche da un uso del linguaggio che io non riconosco, perché sentire frasi come i ragazzi vanno mortificati così si fortificano è una cosa che credevo che appunto negli anni di Nina, no? In cui è entrata in quell'istituto lei, si potessero dire queste cose o definire delle persone a carico residuale, veramente faccio molta fatica a capire, a riconoscere le parole, a riconoscere la realtà che queste parole descrivono e soprattutto mi interrogo sull'immaginario, no? Sulla proiezione, cioè su quale mondo sta nella testa e viene preparato, pensato e programmato da chi utilizza, no? Le parole in questo senso, in questo modo. E quindi, così ho fatto soltanto due degli esempi che più mi hanno colpita, diciamo, in questo ultimo anno. E ce n'erano altri simili, insomma, che componevano quello spaesamento di non riconoscersi nel proprio tempo, di cui parlavo prima. Per non parlare delle terminologie sul lavoro, gli esodati, cioè della roba che veramente, se c'era un'immagine che mi accompagnava durante la scrittura di questo romanzo erano i ragazzini in fila nella versione, diciamo, cinematografica di The Wall, no? Stanno tutti là in fila pronti a saltare dentro il tritacarne e diventare salsicce. E quindi ho detto, io siccome curo dei pezzetti di me, io quando scrivo,
o comunque farli diventare un fatto, anche se semplicemente di carta, per me concretissimo, no? Una cosa, la metto lì, ho modo di osservarla, di prenderci le misure e in qualche modo la gestisco. Lo facevo prima quando facevo teatro, lo faccio adesso con la narrativa. I miei timori, i miei orrori, le mie paure, i miei dubbi, le mie curiosità, li ho sempre messi in scena in qualche modo. Prima appunto sulle tavole di un palcoscenico, adesso in scena di carta, ma quello è. E quindi ho detto, Nina deve fare qualche cosa con le parole, deve capirle e deve capire perché vengono usate in un contesto, in un altro, perché quella parola, cosa c'è dietro, i sinonimi, o non solo i sinonimi, la stessa parola che può significare più cose diverse, no? Sollecitare immaginari diversi. E quindi mi sembrava, perché è un bisogno mio, non solo perché ci lavoro con le parole, ma perché veramente le parole definiscono il nostro orizzonte, il perimetro all'interno del quale ci muoviamo, il mondo che immaginiamo. Cioè, se tu non hai una parola per definire una cosa, tu non riesci ad immaginartela. Ad un certo punto faccio fare dentro un esempio che viene dalla musica e che mi diceva una cantante che noi non riusciamo a pensare le note che non riusciamo ad emettere, quando sono o troppo alte o troppo basse, magari arriviamo, come dire, al massimo, il minimo, insomma, che il nostro, le nostre corde vocali permettono, ma non riusciamo proprio a pensare esattamente quella nota lì. E con le parole è la stessa cosa. Cioè, se diciamo Sarchiapone, noi adesso pensiamo a Walter Chiari, ma non pensiamo a quella cosa che stava chiusa là dentro, perché nessuno ha mai capito se c'era, come era fatto quel Sarchiapone chiuso nella cappelliera, non ricordo neanche dove fosse, in quello sketch su quel vagone ferroviario. E abbiamo bisogno delle parole per definire i nostri pensieri. E sono i nostri pensieri, insieme alle parole che li definiscono, che danno vita al mondo. Lo diceva in maniera fantastica Michael Ende nella Storia infinita, quando la principessa chiede a Bastiano il nome di Fantasia, lo so che si direbbe fantasia, ma a me è rimasta Fantasia, cioè per me quel mondo lì è fantasia e non è fantasia, e ha bisogno di una parola, di un nome dal quale ricominciare. Non ci sono più le parole, non c'è più il mondo. E una delle cose che mi spaventa, che mi terrorizza, è il fatto che fino a una ventina d'anni fa, ma adesso lo dice Galiberti, prima lo diceva Umberto Eco, lo diceva anche un sacco di gente prima di loro, fino a 20 anni fa un adolescente disponeva di un bagaglio di all'incirca 1500 vocaboli, adesso ce n'ha 800. Cioè, la possibilità di costruirsi un mondo, un futuro, al di là del fatto che non gliel'abbiamo distrutto tutto, gliel'abbiamo rimpicciolito questo mondo, il futuro e tutto quanto, però viene anche da quel fatto che non hai le parole per immaginarlo. Ora apro la bottiglia. Rispetto a questo, io poi quando si legge si fanno anche delle riflessioni, poi psicologi di solito sono pagati per delirare, quindi io un po' questa roba l'ho fatta anche su questo libro. E le parole di Nina mi sono sembrate un filo, no? Proprio la continuità che lei si è costruita. Ha iniziato a notarlo in quel quadernetto da quando era piccina, da quando c'è lo sviluppo cognitivo, tu inizi a capire qualcosa della tua esperienza e inizi a scrivere, lei mette queste parole dentro e attraverso queste parole lei dà significato, no? Racconta per esempio l'esperienza delle tabacchine, ma racconta se stessa. Mi è sembrato proprio che in questa narrazione di secoli diventa consapevole, libera, no? La dice un nuovo inizio. E mi è piaciuto molto anche quello che hai detto, Simona, in merito al fatto che poi le parole sostanziano poi anche la realtà, le esperienze. E lei attraverso le parole riesce anche a comprendere, no, il suo abbandono. No? Dice una cosa che mi ha colpito molto, la madre non aveva le parole, che è come dire che questa donna davvero
non aveva gli strumenti per immaginarsi madre, no? E quindi l'unica possibilità che aveva, no? Era di lasciarla nella ruota degli esposti, perché non aveva le parole per immaginarsi madre e quindi non sapeva, no? Che cosa voleva dire essere madre. E quindi attraverso questa roba qui invece Lina mi sembra che lavori si pacifichi. E pacificarsi significa guardare poi la propria madre con uno sguardo tenero, anche se ha fatto un atto che poi ti ha condizionato fortemente, che è diventato anche un pezzo. Io credo che Nina ad un certo punto capisca anche che nessuna madre è meglio di una cattiva madre. E forse perché allora c'è una cosa alla quale tengo molto, cioè non è vero. Io credo che una delle questioni della denatalità di questo tempo non sia economica, o comunque non sia soltanto economica, perché se fossimo un pochino meno ipocriti ci accorgeremmo che le fasce sociali più basse, più povere fanno più figli, che una volta lo chiamavamo il terzo mondo, adesso si chiamano paesi in via di sviluppo, sono quelli che hanno più figli. Cioè, se vuoi un figlio, non te ne importa niente di quanto denaro hai in tasca. Se cominci a fare pensieri di quel genere, è perché è socialmente più accettato il fatto che uno dica, beh, sai, poi non gli posso dare la vita che meriterebbe, e quindi, ma in realtà è che c'è qualcosa dentro di te che, come dire, l'hai già deciso da prima, indipendentemente dal portafoglio che hai. E forse il fatto che nascano meno bambini adesso, sicuramente tu puoi dire, magari anche come dire le percentuali, le cifre esatte, ma ci sono delle, e non solo delle donne, perché poi io vorrei anche che parlassimo di genitorialità e non sempre esclusivamente di maternità, perché poi, cioè, come dire, escludiamo il padre dal discorso già a prescindere, no, perché le madri, ma i padri, ecco, no, se non li responsabilizzi, vuol dire che semplicemente dalle parole, no, dal dialogo, dal dibattito, anche loro appunto dicono la loro rispetto a questa cosa. Forse si ascoltano prima. Adesso chiaro che la sindrome postparto, alcune donne se la portano dietro per tutta la vita, o anche l'incapacità, cioè ci sono, come dire, un sacco di, secondo me, di bambini nati per errore, nati per sanare i matrimoni, nati per sanare il proprio passato di figlio maltrattato o per riprodurlo. Cioè, se quella gente lì non si riproduce, è un bene. È un bene, innanzitutto per i bambini che non soffriranno, perché tu te ne accorgi e appena hai, come dire, un vago senso, una vaga percezione di quello che hai attorno, se sei un bambino voluto o un bambino non voluto, non significa che ti ho tenuto a casa o che ti ho mandato in un istituto, tu lo sai. Ed è una condizione terribile, quella dell'essere umano che sa di non essere stato voluto o di essere stato chiamato a questo mondo per qualsiasi altro scopo, tranne quello di metterlo al centro di un discorso di felicità. No? Ti metto al mondo perché voglio provare a farti felice, che non significa comprare le cose, no? Cioè, lo sappiamo che i bambini sono felici in un'altra maniera e non con le cose, e quindi veramente non c'entra niente il discorso economico, ed è un'ipocrisia che dovremmo togliere da questo dibattito. Abbiamo un Ministero della Natalità, vediamo che cosa saranno in grado di inventarsi da questo punto di vista. Magari capiranno anche che forse allora occorre anche un Ministero della Felicità, e allora forse questo sarebbe un mondo differente. Però, voglio dire, forse no, c'è qualcuno adesso che si ferma prima di creare dolore. E forse questa cosa Nina la intuisce ad un certo punto. Rispetto a questo pezzettino, no, che dici, Giuliana, no? Sì. Questa mamma che poi diventa la mamma adottiva di Lucia.
mi ricollego al fatto che tu dici forse la intuisce, no? Nina ha un incrocio che funziona molto bene, è una ragazzina resistente, no? Secondo me, per cui capisce immediatamente, proprio perché ha una grande capacità riflessiva, che rischia di non essere figlia in quella famiglia, rischia di essere, no, il bisogno di una madre, quello di cui dicevi tu, il bisogno di avere un figlio, no, perché poi è, no, non perché, no, non perché c'è un suo superiore interesse. Sì, beh, lei però la conosce dopo, però certo il fatto no, mette in relazione il colore di occhi, no, l'età, eccetera, torna, quindi magari in quel momento sì, c'era anche questa intuizione, insomma, che si sarebbe trattato di una fotocopia, non di un voglio te, ti scelgo perché sei tu. E questa cosa del desiderio di essere scelti credo che sia comune a tutti gli esseri umani, che siano stati voluti, non voluti, con 90 fratelli, famiglie numerose, con nessuna famiglia, trovati sotto i cavoli. Credo che sia una cosa della quale tutti quanti abbiamo un disperato bisogno e ce la portiamo appresso per tutta la vita. Guardami. Non solo la vita, mamma guarda la bicicletta, mamma guarda faccio il tuffo, mamma guarda, tutta quella roba lì. Ce la portiamo, guardami. Qualcuno che ti veda, no? Che veda solo te. Però è, allora, questa cosa anche guarda, in qualche modo della natalità, allora torna anche con l'altro tema che mi premeva moltissimo, che era quello del lavoro. Avevo un disperato bisogno di fare una riflessione anche su quello che succede all'interno del mondo del lavoro, su quello che succede quello che succede con le persone. Per esempio ieri, per una decina di minuti, ho visto un collegamento, credo era News 24, di questa protesta a pochi passi da Palazzo Chigi, di gente, non so, erano ex percettori del reddito, gente che semplicemente non ce la fa più, non ne può più. E nei telegiornali poi ieri sera non ne ha parlato nessuno. Si sono viste così un po' di minuti di questa protesta, però poi è sparita dai titoli del telegiornale. Nessuno ne ha voluto parlare, forse perché poi se comincio a parlarne, come dire, anzitutto c'è la possibilità che cresca e poi se ne parli devi anche ascoltare, no? Le opinioni, le eventuali soluzioni, i pro e i contro, quindi finché si può facciamo finta di niente. Ma questi bambini messi all'interno lì, no, in questo, cioè, come dire, bambini arrivati qua per caso, per realtà avanzano, non so che farne, li butto lì, ma perché era un discorso e anche legato al lavoro che è cominciato qualche anno fa ed è lì che sono proprio andata fuori di testa rispetto a questo discorso. Ho detto no, ma questi sono matti. Per cui no, la questione della denatalità è un problema perché se no, cioè se non abbiamo, come dire, nuovi e giovani lavoratori, non riusciamo a pagare le pensioni ai vecchi. Questo è il motivo per mettere al mondo delle persone, perché poi chi paga la pensione al nonno, cioè dobbiamo mettere al mondo il nipote, cioè non riuscite a pensare ad un argomento migliore, cioè a qualcosa di meglio per cui una persona debba fare questa esperienza, bella o brutta che sia, ammesso non concesso che poi tu trovi un lavoro tale per cui ti mantieni te e riusciamo anche a pagare la pensione al nonno. Cioè se devi mettere al mondo delle persone per tenere in piedi un sistema che da questo punto di vista sta facendo acqua, abbastanza acqua da tutte le parti, non ti viene in mente che forse è sbagliato il sistema? Che non è che se improvvisamente arrivano 20 milioni di nuovi pargoli, cosa li metti a fare? E quindi no, ho cominciato a pensare a tutte queste bambole che avanzavano, che non sapevi dove mettere, che stavano lì, che non servivano a niente come individui, ma servivano soltanto perché avrebbero dovuto svolgere delle funzioni. E quindi no, ho detto, ma guarda che
che mi si incastra straordinariamente tutto, perlomeno a me sembrava che si incastrasse straordinariamente tutto quanto, questa cosa, no, dei bambini, dei non voluti, dei non presi in considerazione, con questa nuova disperazione, con questa nuova povertà. Cioè, la prima volta che sentiamo parlare di poveri che in realtà sono dei lavoratori, che in teoria dovrebbero avere uno stipendio, ma è una novità. E all'epoca succedeva per i lavoranti a giornata, per i braccianti, e anche molti di quelli poi mettevano i bambini in questi posti perché avessero almeno da mangiare, qualcuno li facesse fare almeno fino alla quinta elementare. E mi è sembrato così che tornassero molte di queste cose. E ho detto, buon, forse questa storia va raccontata. Fermatevi ad un certo punto. Ma è interessantissimo quello che stai dicendo, prima, anche perché appunto questo libro è talmente ricco che insomma ci vorrebbero effettivamente ore e ore di chiacchierata per esplorarlo. Prima di concentrarci un po' di più sulla questione lavoro, che tu tratti ampiamente con la protesta delle tabacchine di Lanciano, appunto della manifattura del 69, del 68, scusami. No, perché non hanno... Sì, no, infatti ci ho pensato un attimo dopo che sto dicendo, proprio il 68, che l'anno cruciale ci sono questi eventi, insomma, che racconti di Roma, eccetera, le proteste e via dicendo. Prima di entrare un po' più a fondo in quell'ambito, vorrei chiedere una cosa a te, Marcella. Nella tua esperienza, come queste dinamiche del lavoro che c'è, non c'è, e anche quando c'è comunque è un lavoro povero, incide sul numero poi di bambini che voi insomma, seguite, ha dei collegamenti diretti questa cosa in base alla tua esperienza? Ma i bambini che arrivano negli istituti, che sono figli della potestà dell'istituzione, insomma della potestà genitoriale, sono bambini figli di genitori che non sono adeguati ad occuparsi di loro, no? La povertà, il fattore economico c'entra pochissimo, no? con l'adozione. Sicuramente in alcune realtà, no? L'aspetto, no? socio-economico, penso ad Haiti, no? Dove effettivamente si muore di fame, anche alcuni genitori, no? Anche per quel motivo poi i figli li lasciano negli istituti, ma non tutte le persone povere, no? O che hanno una difficoltà economica e di lavoro, no? Poi lasciano i propri figli in una comunità, in un istituto, o no? Non si occupano per i figli perché sono poveri. C'è sempre qualcosa che riguarda proprio la competenza genitoriale, no? La capacità poi di crescere, di essere attendibile, no? E responsabile da questo punto di vista. Insomma, mai, no? Noi anche nel nostro lavoro non lo utilizziamo mai, no? I bambini ce lo chiedono, mi hanno lasciato perché sono povero, no? E noi diciamo sempre no, non è possibile, anche perché poi ti dicono se tu puoi dire sì perché non li avete aiutati, perché poi in fondo volevo rimanere lì, no? La mamma e quel papà erano la mia mamma e il mio papà, anche se poi magari ho anche vissuto delle esperienze traumatiche molto complesse, e quindi no, con la mamma e quel papà lì, sì, forse avevano anche delle difficoltà economiche, ma non sono riusciti a fare la mamma e il papà nel modo che insomma era giusto e corretto per te, no? E quindi qualcuno ha deciso che tu avessi bisogno, necessità di un'altra mamma e di un papà, che non quindi mai, no? Anche quando i bambini sono orfani, poi ormai nell'adozione la motivazione economica non viene più presa in considerazione, no? Perché non è che se tu sei orfano vai necessariamente in adozione, c'è una rete familiare, no? Che si può occupare di te, per cui soprattutto nell'adozione internazionale chi arriva orfano in adozione anche sono quei bambini che però non avevano una rete, non avevano una struttura di contenimento dietro, quindi sono gli ultimi per l'appunto. Vediamo le tabacchine. Questa storia sicuramente ti ha colpito tanto perché racconti
proprio con dettagli nel particolare, ecco. A me piace molto documentarmi, mi piace molto studiare. Prima di... non lo sapevo, non sapevo che mi piacesse così tanto studiare, una scoperta che mi è arrivata insomma, con la scrittura. Mi piace moltissimo documentarmi e quasi sempre, non in tutti i romanzi, ma quasi in tutti, ho sempre cercato, anche in quelli, come dire, non ispirati alla vita di qualcuno, dove per forza devi, cioè le biografie contano, i fatti storici contano, ma anche quando sono storie, diciamo, di invenzione, come in questo caso. Cerco però di mettere sempre dentro dei particolari, degli eventi storici di cui qualcuno può aver sentito parlare o comunque che siano facilmente riscontrabili. Quindi le ho studiate tanto queste tabacchine e mi sono arrivate un po' per caso, perché in realtà io volevo ambientare il mio nuovo romanzo, prima ancora di cominciare a pensarlo, in Abruzzo, perché mi era rimasta questa, sentivo di avere un debito nei confronti dell'Abruzzo da Alfonsina e la strada, dal mio precedente romanzo, uscito sempre con Sellerio, e in particolare per il capitolo in cui racconto l'ottava tappa di quel Giro d'Italia. Alfonsina Strada è la prima e unica donna ad aver partecipato al Giro d'Italia, ovviamente con il maschile, altrimenti non avrebbe fatto storia. Il prossimo anno saranno 100 anni, nel maggio del 1924. E l'ottava tappa di questo Giro d'Italia è quella che va dall'Aquila a Perugia. Succede una cosa pazzesca, le è accaduta una cosa pazzesca. Già avevo pensato di scrivere un romanzo basato sulla sua vita, ma quando ho scoperto quell'episodio non vedevo l'ora di arrivare lì. E per scrivere quell'episodio mi sono fatta aiutare da delle persone della zona di Lanciano, poi casualmente, per tradurre in dialetto i dialoghi, perché volevo che anche i dialoghi, cioè le persone abruzzesi, parlassero in abruzzese. Sono andata a vedere un po' di posti, ho fatto dei sopralluoghi e mi era rimasta nel cuore questa regione di cui si parla ancora meno che del Molise. C'è questa stupida battuta del Molise non esiste, ma pure l'Abruzzo, ci abbiamo abbastanza vicino. È molto trascurata dalle cronache che sono negli ultimi anni. Salvo quando c'è un terremoto. Com'è? Il terremoto, infatti c'erano stati i terremoti del sempre, tranne quello. E quindi cercavo un fatto abruzzese attorno al quale così costruire la storia. E era l'estate del 2020, sì, e mi è capitato sotto gli occhi, non ricordo se era un articolo, se era un link, insomma che raccontava di questa rivolta, di questa occupazione della manifattura di tabacchi da parte delle 650 tabacchine che vi lavoravano. Ho detto, eccola! Però, con totale e completa onestà e franchezza, dico che se invece delle tabacchine di Lanciano mi fossero capitati sotto gli occhi gli operai della Fiat di Teramo, questa sarebbe stata una storia maschile. Non volevo scrivere un romanzo con le donne, sulle donne, per le donne. Infatti dentro, per carità, in prevalenza sono personaggi femminili, di personaggi maschili ce ne sono pochi e diciamo di una certa corposità forse ce n'è soltanto uno, ma non è che non ci sono. Mi è un po' dispiaciuto perché avrei voluto affrontare anche questa cosa poi della perdita e della mancanza di dignità del lavoro, che secondo me ha molta parte in quello che sta succedendo, diciamo anche per questa parola terribile che ormai da qualche anno, che risponde ad una realtà terribile che è quella dei femminicidi. Secondo me c'è anche questa sottrazione di dignità
in quella che una volta era di dignità, insomma, per dire, di capacità di spesa e di mantenere una famiglia, no? Quella cosa anche che è sempre stata inculcata nella testa degli uomini, che tu sei capofamiglia, sei quello che porta i pantaloni, sei quello che deve provvedere ai bisogni, e man mano che vanno avanti le cose, tant'è vero che, se non sbaglio, poi queste tragedie succedono sempre anche lì nelle fasce anche culturalmente più basse, e lì sì forse c'entra la povertà. Difficilmente i colti e ricchi si ammazzano fra di loro, a parte forse perché hanno anche la possibilità, come dire, di rifarsi davvero una vita, di compro un'altra casa, me ne vado altrove, non devo dipendere da te, non c'è questa cosa, no? A volte anche ricattatoria degli assegni familiari, siamo ricchi, possiamo fare a meno di tutto. Abitiamo nei nostri attici, uno da una parte e uno dall'altra di Central Park, e qualche volta ci vediamo così mentre facciamo jogging nel parco. Chi non può sta là, e questa cosa che è culturale e che ancora trasmettono le donne rispetto al maschio, ancora tu sei questo, tu sei questo, tu sei questo, nel momento in cui non lo sono più, o si confrontano con una realtà che è sicuramente molto diversa dalla favola, no? Che gli è stata raccontata e con la quale crescono. E poi, come dire, la mortificazione a volte ha degli sbocchi terribili, e quindi mi sarebbe piaciuto molto affrontare queste dinamiche anche da uno sguardo maschile, e quindi anche le relazioni, le dinamiche familiari da uno sguardo maschile, da un capofamiglia che non ha più, cioè gli è rimasto solo il nome, ma non ha più il modo e la maniera di essere capofamiglia, e quindi no, tutte le mortificazioni legate a quella cosa lì. Però mi sono apparse le tabacchine. Attendiamo un altro romanzo. Sì, perché credo che sia anche una cosa che, come dire, che dobbiamo cominciare a trattare in maniera diversa, con parole diverse, soprattutto senza metterci sulle barricate, i maschi e le femmine, gli uomini e le donne. Io non ne posso più di arrivare prima come donna e poi come persona, io non ne posso più. Io comunque non l'ho percepito, cerco sempre di fare in modo, per carità, femminile, però per carità, però perché viva le donne, diverse. no, non è una falda, io non sono chilo, non è quella roba lì. No, perché poi la questione del lavoro, in particolare la questione del lavoro, riguarda veramente tutti quanti, quindi sì, le donne. Perché lo sappiamo, mille volte è più però, difficile, molto noi lo difficile, sappiamo. Però no, io non l'ho percepito comunque in questo senso. Voglio aggiungere qualcosa al riguardo, altrimenti passo all'ultima domanda e vorrei chiudere in leggerezza, perché come avrete capito i temi sono veramente molto molto importanti, però ci sono anche dei momenti di leggerezza nel romanzo, se non fosse così. È una cosa che mi ha incuriosito e che insomma ha reso anche questa lettura ancora più piacevole. Nel tuo ripercorrere quegli anni ci hai messo dentro la musica, e quindi insomma tutti i grandi successi di quegli anni vengono nominati, canticchiati, e mentre si legge ci ritroviamo a cantare. Avete cantato in quel capitolo? Beh, certo, e come si fa? Quello è stato scritto, quel capitolo, perché venisse cantato. Qui funziona se cantano. Ecco, quindi sì, vorrei che parlassi un po' di questo, e poi allo stesso tempo, magari Marcella, in chiusura vorrei che ci dicessi se e quanto la musica è importante nel tuo lavoro. Allora, io non ricordo qual è la prima canzone che ho infilato dentro, forse una mina, perché poi è anche quella che ad un certo punto canta di più, anche perché in quegli anni insieme ad altri. Forse era una canzone di Mina, forse era Le Mille Quelle Blu, la prima canzone che metto dentro. No, vabbè. Comunque, non ci stavi parlare.
quasi quasi, e dopo un po' ho detto, ma qui ci sta, poi anche lì è partita la ricerca, che cosa si cantava, quali erano le hit parade, alla radio qual era più probabile che tutti quanti sentissero, che conoscessero. Mi sono riascoltata tanta di quella meravigliosa roba di quegli anni, scoprendo che la stragrande maggioranza le cantiamo tuttora, le cantano anche i figli, i nipoti e i pronipoti. E ho detto, guarda, questa cosa può essere anche un po' i sassi che Pollicino dissemina nel bosco, no? Per ritrovare la strada. Queste canzoni, questi sassi possono aiutare il lettore a, siccome no, sono canzoni che più o meno conosciamo tutti, abbiamo anche canticchiato, forse canticchiamo tuttora tutti quanti, a prescindere dalle generazioni, dall'età. Dico, forse è anche un modo per capire che ci siamo dentro anche noi in quella storia. E quindi l'ho proprio costruita come una colonna sonora. E noi abbiamo cantato molto bene. No, la musica, sicuramente nel nostro lavoro si utilizzano anche altre, no, oltre la parola, oltre i libri, talvolta si utilizzano le drammatizzazioni della musica. Io personalmente non lo faccio, no? Quindi magari davvero nella formazione delle coppie, ma non nella terapia, no? Lo studio di psicoterapia mi capita, no? Di utilizzare molto di più i libri per bambini e i romanzi, meno la musica. La musica lo utilizzo, no, nel nostro gruppo, no? Con i colleghi quando facciamo il Sanremo cantando, no? Su WhatsApp, cantando le canzoni che abbiamo trovato in questo libro, quindi quando ci divertiamo. Okay. Bene. Sì, c'è qualche domanda dal pubblico? Guarda, una domanda no, però ti dico una cosa. Io non ho letto il libro, perdonami, ma non l'ho letto. C'è tempo. Escono 75.000 titoli solo italiani all'anno e tu hai responsabilità di buona parte di questi qui. Però ascolta, ho sentito parlare dei voti delle sigarette, Sì, delle tabacchine. del tabacchino. E in Sardegna c'è stato un motto molto simile nel 1906 delle sigarette, di cui ha parlato un altro autore, di cui non farò il nome. E sinceramente ti dico che da quello che ho sentito potrebbe essere interessante per te parlarne in questa veste, proprio prendendo come spunto questo motto, perché tra l'altro è del 1906 e per delle ragioni molto simili, ti dico la verità, molto molto simili rispetto alla... Ma guarda, allora, dicevamo prima, no, di iniziare questa chiacchierata pubblica rispetto al fatto che ci sono degli echi con il nostro presente. Se io non trovassi degli echi con il presente non racconterei nessuna storia, tantomeno quelle, come dire, realmente accadute e accadute nel passato. Cioè, le questioni, capito, gli esodati, la delocalizzazione, l'esternalizzazione, gli esuberi, la flessibilità, cioè sono delle cose con le quali la gente viene ricattata da che... E forse non è un caso che i nostri padri e madri della patria abbiano deciso di partire nella scrittura della nostra Costituzione dal lavoro, perché veramente lì la differenza della dignità e dell'indipendenza delle persone. Una persona che lavora ed è autonoma è una persona libera, non è ricattabile. E invece adesso siamo tutti ricattabili, anche quelli che hanno lavoro, è una cosa terribile. Terribile. Si pensava, no, cioè 1906, dai ancora, dovevano venire fuori primi moti, no? Le prime rivendicazioni sindacali. Ma dillo l'autore, non succede mica niente. Abate, Francesco Abate. Ok. Francesco Abate di Perinao. Lo ricerco. E niente, lui ha scritto un libro. Ma a me interessano molto i romanzi che parlano di lavoro. Questo è marginale, la cosa, diciamo, rispetto al testo, alla costruzione del testo è marginale. Però quello che mi ha colpito dal punto di vista storico è proprio il fatto che sia in quello che racconti tu,
ha lanciato, che è una piccolissima realtà, e diciamo, ha avuto un'eco nazionale questa cosa. È partito dalle sigaraie o il tabacchino e poi ha coinvolto tutta una serie di altri mestieri. E la stessa cosa è successa a Cagliari nel 1906, cioè è partita sono degli enzimi queste tabacchine. Ecco che cosa mi ha sentito parlare. Interessante. Quindi darò notizie per te. Qualcun altro vuole intervenire? Non necessariamente con una domanda, ma insomma, con una considerazione su quello che avete sentito. Possiamo sempre cantare. Io volevo fare un'osservazione. Ai tempi in cui è ambientato il tuo romanzo, almeno i bambini non erano esposti alla mediatizzazione. Ho pensato al caso del piccolo Enea. Mamma mia, il romanzo era uscito in quelle settimane. Esatto, ci ho pensato infatti. Di questo si parlava anche prima. Sì, no, stavamo Prima di iniziare. discutendo no, proprio di questo poc'anzi prima di iniziare, no, rispetto al fatto che il piccolo Enea aveva la possibilità di godere di un pezzo di storia, no, che gli è stata strappata perché poi gli è stato cambiato il nome, è andato in una nuova famiglia, probabilmente, e come effettivamente no, poi di adozione, di abbandono, se ne parli poco, non ci sia attivamente una cultura dell'adozione, e quindi questo tema no, anche dei bambini, dei trovatelli, in questo caso dei bambini abbandonati, si è anche utilizzato per scatenare no, questo pietismo, questa gara di solidarietà. No, Poi fa ridere perché quelli li vogliono adottare tutti. Quelli li vogliono adottare tutti, sì. Sì. Li vogliono adottare tutti perché sono piccini, li vogliono adottare tutti perché diventano... Perché sono fatto mediatico, ma sì. quando poi non è più famoso a casa, cosa fai? Te lo tieni ancora? O fai come fanno con i cani, lo riporti in negozio, in canile? Perché? Chi vuole adottare magari i figli non ce li ha, alcuni genitori che... Sì, ma quello, cioè parte la gara per adottare quello, sì, certo. Cioè, se no, allora dovrebbero partire gare per adottare tutti quei bambini lì e tutti i giorni, no, quelli. Perché quello è piccolo, perché quello ha una storia, perché quello è facile, perché quello è spettacolarizzato ed esposto, sì, certamente. Perché ti ne neonati affidati agli ospedali, agli istituti, ce n'è tutti i giorni, immagino. Sì. Effettivamente ancora non in percentuali così importanti, ma sicuramente però ci sono. C'è, certamente. E quello è stato proprio un pezzo veramente faticoso, no? Insomma, questa espropriazione, questa spettacolarizzazione, insomma, è stata davvero faticosa anche da leggere, da guardare, anche per chi, no? Io sono una mamma adottiva, per chi come me ha dei figli, no? Che si domandano, no? Che fanno fatica anche no, ad ascoltare questa roba. Certo. E non ci pensiamo mai, No. Non ci pensiamo mai quando entriamo in queste cose, che c'è qualcuno che dentro quella carne ci sta, che quella roba la soffre tutti i giorni, che lo tocca. No, non ci importa niente, dobbiamo montare della fuffa, non di là c'è qualcuno che piange, che si addolora, che muore, tanto non ci importa. Noi siamo tutti qui a dire le nostre opinioni. In quella storia lì questo bimbo non lo ha visto nessuno, questo Enea non l'ha visto nessuno, nel senso che è stato visto, cioè non è stato visto Enea, non c'era un superiore interesse di Enea, no? Era un volto, no? E quindi c'era la storia, no? C'era la storia anche di questa madre che non è stata eventualmente rispettata in una scelta che era legittima in quel momento lì e non è stato visto Enea. Non è che l'aveva lasciato per strada, lasciato in un luogo, in quel posto alla cura. No? Anche, come dire, restituendogli un pezzo che lo avrebbe riparato, questa lettera così importante, che no, era come anche
ti voglio bene ma non ce la faccio, non riesco a prendermela questa responsabilità, no? Che avrebbe riparato probabilmente anche nella A crescita. volte non ci pensiamo, che magari ci possono essere anche delle patologie, ora non necessariamente che so, metti tu, no, un bipolare, per dire, o un depresso, non so che cosa, e ti accorgi che dici, ma che vita gli do? No? Certo, uno ci potevi pensare un attimo prima, ok, ci ho pensato che quella cosa servisse a curare anche te. Ma se ti accorgi che non solo non cura te, ma fa del male. Guarda, adesso poi magari chiudiamo quello che mi è piaciuto molto, no? C'è un pezzo in cui Suor Immacolata dice non giudicare, non giudicare. Io avevo un bisogno di Avevi bisogno di scriverlo e io avevo bisogno di leggerlo, perché su questo non giudizio, no? Che prepariamo le coppie che si apprestano ad adottare, una delle cose che diciamo più spesso, non dovete mai competere con quella madre, no? Che ha messo al mondo questi figli, non la dovete giudicare, no? Non esistono le madri stronze, no? Esistono le madri che ce la fanno, le madri che non ce la fanno, esistono i bambini che hanno diritto ad avere una famiglia, questo sì, e quando le madri non ce la fanno qualcuno insomma deve restituire questo diritto, però non giudicare è assolutamente importantissimo. Questa assenza di giudizio nei confronti del genitore biologico permette un processo di pacificazione che è importantissimo nell'adozione, perché significa che tu mi vedi per quello che sono, anche per quella storia di prima, che magari è ignota, ma tu te la puoi immaginare, quel bambino gli restituisci la possibilità di poterla tenere nel cuore quella madre, anche se non ti ha tenuto, anche se talvolta, proprio per le difficoltà che hai incontrato, anche di ordine di personalità, psicologico, hai fatto anche degli errori, però tu la puoi tenere nel cuore. Questo io credo che sia un pezzettino importante, questo non giudicare, non giudicare, non giudicare, che poi è il processo di pacificazione. Io ci ho visto, no? Perché poi io faccio la mia lettura su questo libro, io ho visto proprio questo processo di pacificazione, no? Di Nina, che riesce a non giudicarla quella mamma lì, e quindi con quello sguardo tenero poi diventa libera, perché finalmente si riappropria anche di un pezzo di storia in cui la posso tenere dentro quella donna. Mi è piaciuto molto questo pezzettino, mi è piaciuto molto indubbiamente questi fatti storici sono stati importanti per me. Io ho fatto un'altra lettura, no? Questo parlare di madri, parlare di abbandoni, questo parlare di no, mi sembrava il tuo lavoro, sì, assolutamente, no, mi è sembrato che ci fosse una grande, ho detto ma no, c'è tutto quello che serve anche per fare dei ragionamenti importanti dal nostro punto di vista. Per cui per me che l'ho scritto anche questa cosa della mancanza, cioè del provare, no? A non giudicare, dell'assenza di giudizio, a non giudicare mai, giurano sulla Madonna, ma non è peccato, dice la bambina, giurano sul Sacro Nome di Maria, giura di non giudicare mai, lo giuro. È una cosa che uccide la gente anche in età adulta. Guarda quello. Il giudizio è una cosa terribile. L'agonia sociale è una cosa terribile. E ce ne accorgiamo adesso anche con queste trappole dei social. Il giudizio, quell'agonia, che cazzo è terribile. Non tutti sopravvivono. Non sto dicendo che tutti pongono fine ai loro giorni, cioè chi non ce la fa, ma campi malissimo. È una vita terribile, quella di chi è sottoposto al giudizio e non ha spalle sufficienti per sopportarlo. E ci sono storie che si prestano molto di più al giudizio, mi viene da dire. Certo, per cui su questo ma poi quello che colpisce la nostra fantasia, questa parte è più difficile, insomma, quello non giudicare è davvero è quasi un comandamento, mi viene da dire. Sì. Bene, continueremo, come ho detto prima, ore e ore, però non possiamo, e quindi leggete il libro perché veramente insomma, vi aprirà sicuramente gli orizzonti, vi porterà tantissime riflessioni, ognuno ovviamente dal proprio punto di vista, dal proprio bagaglio. Trovate i libri di Simona appena fuori dalla sala, oltre a questo ci sono anche gli altri
suoi, e se volete insomma farveli firmare, naturalmente l'autrice è qua. Non so, Francesca, vuoi salutare? No? Ok. Allora, buona serata a tutti e grazie. Grazie.